la pendenza del 7%. Conti fa l'andatura, Vona in seconda posizione, ecco Vona in prima posizione, poi sentiremo il parere di Gianni Ranieri della Stampa per il consueto commento alla tappa. Lanciato lo sprint sulla destra, Vona in leggero vantaggio, tenta il recupero Conti nella scia di Vona, mentre ecco il terzetto ormai nella scia dei due, ma non c'è niente da fare. Vona vince a braccia alzate, la seconda tappa per Vona, terzo è Conti, poi ecco Furlan nettamente al terzo posto, poi è Faresin e Lucio Herrera.